Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati a questa prima edizione. In primo piano il maltempo di queste ore, un'ondata che era prevista già nei giorni scorsi. Forte vento soprattutto nelle coste del Veneziano e proprio questa mattina è tornato ad alzarsi il Mose, il sollevamento numero 109. Il picco di marea è stato previsto intorno alle 10:40 di oggi ed è stato di 115 centimetri. Le paratoie sono tornate in azione. Il sistema, secondo le previsioni del centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia, tornerà ad alzarsi anche durante tutta questa mattina, con un picco di marea che sarà tra oggi e domani sempre intorno ai 110 centimetri. Ed ora invece andiamo con la cronaca e ci spostiamo a Padova con un'operazione della polizia di Padova che ha arrestato in centro a Bologna 2 uomini cileni irregolari sul territorio italiano di 57 e 55 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, autori in concorso di 3 furti aggravati di merce che sottraevano ad altri trasportatori fingendosi a loro volta dei corrieri. In totale sono 17 i colli sequestrati dalla squadra mobile di Padova, contenente svariata merce, tra cui scarpe di marca, champagne, vino, profumi, prodotti di estetica per un valore complessivo di circa 15.000 euro. I 2 erano già noti alla squadra mobile di Padova in quanto specializzati nella commissione di quella tipologia di furti, tra cui uno commesso proprio in centro città il 10 settembre scorso ai danni di un altro corriere che trasportava tra l'altro merce per negozi di lusso per un valore di circa 30.000 euro. Ed ora torniamo a parlare del caso dell'omicidio di Dolores Dori dal comune di Campo Nogara. L'appello a fermarsi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la 44enne di origine Sinti, Dolores Dori, è stata uccisa nel Bresciano tentando di riprendere la figlia che era scappata per sposarsi. La violenza scatena altra violenza e le minacce portano solo ad altro sangue. Io chiedo a chi è coinvolto in questa vicenda di rivolgersi alle autorità competenti e di cercare di risolvere e tutelare chi ancora è qui e rimane e ha bisogno di essere seguito, come la famiglia e i figli, e anche in nome di una vita che è andata persa e che non sia persa invano, visto che la violenza ha già versato sangue a sufficienza. Dal comune di Campo Nogara l'appello a fermarsi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la 44enne di origini Sinti, Dolores Dori, residente nel comune veneziano, è stata scaricata davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano, nel Bresciano, con 3 ferite d'arma da fuoco all'addome e poi deceduta. La donna, nata nel Vicentino, era andata insieme al figlio e al marito a riprendere la giovane figlia, scappata per l'ennesima volta per sposare il ragazzo di un'altra famiglia, ma nel tentativo di riportarla a casa è stata colpita. Il timore ora è quello di una faida tra le 2 famiglie coinvolte nella vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri di Brescia, anche alla luce del fatto che a 24 ore dall'omicidio il marito della vittima ha postato dei messaggi sui social tenendo una pistola in mano e dicendo «Riportatemi mia figlia o veniamo a prenderla». Accanto a lui un giovane che potrebbe essere il figlio. I carabinieri hanno recuperato un fotogramma di quella sera in cui si vede il SUV con un uomo al volante con targa finta. Marito e figlio poi sono spariti, salvo poi ricomparire appunto sui social. Quanto alla vittima, il suo curriculum criminale è noto alle questure del Veneto dall'età di 19 anni. Nella sua famiglia, in virtù della discendenza considerata nobiliare, ha sempre dettato le regole fino all'arrivo della figlia più giovane che si è opposta a un matrimonio combinato. Rimaniamo nel Veneziano, dove c'è stata ieri una tragedia. Un uomo è morto dopo essere caduto in acqua in Canal Grande, ancora sconosciute le cause. Si tratta di un uomo di origini cinesi residente in Toscana.
È stato notato galleggiare in acqua abbandonato alla corrente nelle prime ore del mattino da un passante che ha subito dato l'allarme. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi all'alba in Canal Grande a Venezia, davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. A nulla, purtroppo, è valso l'intervento pur tempestivo dei sanitari del 118 che si sono precipitati sul porto insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. La vittima è stata identificata, un 33enne originario di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tuffato nel canale tra le 4:30 e le 5 del mattino, senza purtroppo mai più riemergere dall'acqua. Al momento gli inquirenti escludono però cause violente. Resta tuttavia da chiarire se si sia trattato di un malore o di un tragico incidente. La salma è stata messa a disposizione dei familiari dal pubblico ministero di turno. Possono essere celebrati così i funerali. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia, andiamo a Pordenone, arrestati dai carabinieri 2 truffatori specializzati in inganni agli anziani fermati dopo aver sottratto 10.000 euro ad una 95enne. La coppia usava la falsa malattia della figlia per convincere le vittime a consegnare denaro e gioielli, purtroppo truffe, l'abbiamo detto anche nel corso dei nostri telegiornali qua nel Veneto, truffa ai danni agli anziani e le persone più fragili, con l'appello continuo delle forze dell'ordine a prestare la massima attenzione a quando una persona chiama oppure si presenta alla propria porta e di allertare subito i carabinieri. Sentiamo il servizio. 2 presunti truffatori specializzati nell'inganno agli anziani sono stati arrestati giovedì 2 ottobre dai carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone con il supporto della compagnia di Portogruaro. Si tratta di una giovane donna di 23 anni e di un uomo di 30 anni, entrambi residenti nel portogruarese e già noti alle forze dell'ordine per reati simili. I 2 sono stati fermati mentre rientravano a casa dopo aver truffato una donna di 95 anni a Treviso, sottraendole 10.000 euro. Il raggiro era sempre lo stesso, la finta malattia di una figlia. Al telefono la donna si fingeva la figlia della vittima, piangendo e chiedendo aiuto per acquistare un costoso farmaco svizzero. Convinta di aiutare la figlia, l'anziana aveva consegnato tutti i suoi risparmi a quella che credeva fosse un'amica inviata dalla figlia, ma che era in realtà la truffatrice stessa. I carabinieri, già sulle tracce della coppia, li hanno colti in flagrante e restituito l'intera somma. Nell'auto dei 2 sono stati trovati anche numerosi gioielli in oro, provento di altre truffe. Al momento del fermo, il 30enne alla guida ha tentato inoltre di ingoiare una catenina. Le indagini sono partite da un precedente episodio avvenuto il 26 agosto a San Vito al Tagliamento, dove una donna di 80 anni era stata raggirata con lo stesso metodo, consegnando 10.000 euro. La coppia è inoltre accusata di una tentata truffa, sempre il 2 ottobre a Pravis Domini, che però non ha avuto successo perché la vittima ha sospettato del raggiro. Ed ora andiamo a Trieste, condannato a 17 anni e 3 mesi il dottor Vincenzo Campanile, ex anestesista a Cattinara, accusato di aver ucciso 9 pazienti gravemente malati iniettando loro un sedativo letale. È stato condannato a 17 anni e 3 mesi, pena aumentata di 1 anno e 8 mesi rispetto al primo grado, il medico monfalconese Vincenzo Campanile. L'ex anestesista del 118 di Trieste era già stato condannato in primo grado a 15 anni e 7 mesi per l'omicidio volontario di 9 pazienti anziani affetti da gravi patologie attraverso iniezioni di Propofol, potente sedativo, durante interventi di soccorso domiciliare. Il medico era stato inoltre condannato per falso in atto pubblico per 7 imputazioni su 9. Nonostante la Corte ora abbia dichiarato prescritti tutti i casi di falso e nonostante non gli siano stati addebitati 2 dei 9 omicidi, quelli di Mario Palcic e Cristina Amedeo, la sentenza, le cui motivazioni saranno rese note fra 90 giorni, ha inasprito la condanna per il professionista, difeso dagli avvocati Manlio Contento e Alberto Fenos. È stato anche accolto l'appello della Procura, che aveva impugnato il riconoscimento dell'attenuante di aver agito per motivi compassionevoli. La pubblica accusa era rappresentata dal procuratore generale della Corte d'Appello Carlo Maria Zampi e dal PM della Procura del Tribunale Cristina Bacer. I parenti delle vittime si sono affidati invece agli avvocati Maria Genovese, Giuliano Iviani e Antonio Santoro. Si è appena concluso il processo. Io, per le parti civili che rappresento, sono soddisfatto per il risultato.
risultato, sono soddisfatti loro, direttamente i miei assistiti, perché hanno visto riconfermata la sentenza di primo grado in punto condanna. È stato accolto anche l'appello del pubblico ministero, quindi è stata rideterminata anche la pena. È comunque una sentenza che ha fatto rivivere ai miei assistiti, con cui ne ho parlato anche in questi giorni, rivivere proprio quei momenti. Torniamo nel Veneto, andiamo a Cornedo Vicentino. Il questore ha firmato il foglio di via contro il vandalo che ha sparso immondizia per la cittadina. 2 anni di allontanamento obbligatorio dal comune di Cornedo Vicentino per un pregiudicato 58enne residente a Montecchio Maggiore che si era reso protagonista di atti di vandalismo. Il questore di Vicenza ha emesso un foglio di via obbligatorio notificato all'uomo dai carabinieri della compagnia di Valdagno. Grazie all'indagine attraverso le immagini della videosorveglianza, gli agenti della polizia locale sono riusciti ad attribuire all'uomo la responsabilità del degrado in via Monte Pasubio, Roma e Garibaldi nella notte del 23 agosto, quando furono strappati sacchetti di rifiuti spargendone il contenuto lungo le strade. Il 58enne, con numerose segnalazioni precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio e la persona a suo carico, era stato già sottoposto ad un divieto di ritorno analogo anche nel comune di Valdagno. La soddisfazione del primo cittadino di Cornedo, che aveva sollecitato il provvedimento amministrativo al prefetto di Vicenza. Crediamo fortemente che questo provvedimento sia un provvedimento risolutivo di quel problema e del problema anche di disagio che aveva scatenato la presenza di questo soggetto proprio in centro storico. Ringraziamo a questo proposito la Polizia Locale Valleagno, che grazie alla videosorveglianza lo ha individuato, e ringrazio veramente il questore e tutti gli operatori di polizia, di pubblica sicurezza, che hanno operato affinché venga emesso in un brevissimo tempo questo provvedimento che certamente riconosciamo come risolutivo di quell'episodio. Rimaniamo nel Vicentino. Oltre 6.000 euro di sanzioni per 2 conducenti di veicoli elettrici truccati che circolavano a Montecchio Maggiore, un monopattino e una bicicletta in grado di raggiungere il quadruplo della velocità consentita. 2 mezzi elettrici truccati sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Locale dei Castelli a Montecchio Maggiore nel corso di 2 distinti controlli. Il primo si tratta di un monopattino che, a fronte di una velocità massima consentita dalle norme di 20 km/h, era in grado invece di raggiungere i 68 km/h. Il conducente, beccato mentre sorpassava una colonna di automobili in via del lavoro a più di 60 km/h, aveva equipaggiato il mezzo di un secondo motore elettrico, quadruplicando la potenza massima consentita. All'uomo è stata contestata una sanzione di 350 euro. È andata peggio per il conducente di una bici elettrica fermato in viale Trieste. Il suo mezzo modificato poteva raggiungere i 52 km/h, più del doppio della velocità consentita. Una modifica che classificava la bici come ciclomotore e non più come velocipede. A lui sono state perciò contestate le violazioni per guida senza patente, mancata immatricolazione e senza copertura assicurativa, per un totale di circa 6.000 euro. Ed ora apriamo la nostra pagina sanitaria, lo facciamo con il dottor Benazzi, che lo vediamo già sullo schermo, direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e buona domenica. Grazie, buona domenica anche a lei. Senta, parliamo oggi di medici di base, che è un po' un argomento di cui parliamo spesso perché tanti cittadini preoccupati, posti che rimangono vuoti, medici che si spostano, una situazione ancora difficile questa. Sì, guardi, io voglio anche ringrazio per spiegare ai cittadini il nuovo contratto collettivo nazionale di medici di famiglia. Una volta erano divisi tra continuità assistenziale e assistenza primaria. Oggi, col ruolo unico previsto dal contratto collettivo nazionale, noi abbiamo, li chiamiamo così, medici di assistenza primaria a ciclo di scelta, che sono gli attuali medici di medicina generale, i quali vanno a scegliere le zone dove andare a svolgere la loro professione, e medici a turni di assistenza primaria ad attività oraria, che sono i medici
di continuità assistenziale di guardia medica. La difficoltà a reperire giovani medici che ovviamente da subito vanno a prendere degli incarichi provvisori, continuo a dire provvisori perché poi ci sono delle graduatorie che potrebbero cambiare, quindi un medico potrebbe restare 3 mesi, 6 mesi, poi quando l'azienda zero manda fuori i bandi, chi ha più punteggio potrebbe prendere il medico e il posto del medico provvisorio. Ecco. Visto questa situazione, spesso e volentieri tanti medici preferiscono fare la continuità assistenziale perché nell'incertezza di andare a lavorare magari 6 mesi, un anno in un posto che poi sarà un posto diverso rispetto a quello che avevano iniziato dove avevano iniziato. Chiaramente questo giro abbiamo avuto solo 19 colleghi che hanno deciso di andare a coprire delle zone carenti. Noi ci auguriamo che a fine novembre, con ovviamente i nuovi specializzati, dovremmo avere un numero maggiore, più congruo. Tenga anche presente che c'era anche un articolo su un giornale nazionale che non cito, che aveva detto il 2025, ed è così, le scuole di specialità di medicina generale ha avuto il doppio di richieste rispetto al numero effettivo di persone che possono fare il percorso di specializzazione. Quindi questo sicuramente ci fa sperare che in un paio d'anni avremo una completezza anche delle zone carenti. Chiaramente noi abbiamo fatto delle attività, abbiamo in accordo con gli ordini medici preso l'elenco di nuovi medici e cercato di proporre a loro chiaramente delle zone che loro andranno a scegliere. Cerchiamo di mantenere in servizio fino a 72 anni i medici su base volontaria, tanti ce ne sono, e poi devo dire che nel nostro territorio non c'è nessuna persona che non sia iscritta a un medico di famiglia. È chiaro che magari deve fare anche all'interno dell'area distrettuale, fare anche 7-8 chilometri. Le situazioni più in crisi sono Treviso Nord, cioè i comuni che vanno in Strana Quinto, dove mancano effettivamente 2 medici e i pazienti sono costretti a spostarsi. Asolo, la parte di Asolo, Cairano, Montebelluna, Trevigiano, dove anche qui purtroppo mancano 2 medici, adesso forse a novembre ne recupereremo un paio, e poi il Trevigiano, le aree più Canizzano, le aree più diciamo limitrofe del comune di Treviso, dove manca un medico. Il problema, dottor Benazzi, che ovviamente si registra maggiormente è per gli anziani, perché poi insomma magari le altre persone riescono a spostarsi anche di qualche chilometro, invece gli anziani sono quelli che lamentano un po' il disagio maggiore. In questo senso si è trovata magari una soluzione proprio nei comuni dove c'è il maggior problema, la maggior carenza? Sì, noi stiamo, ovviamente la speranza che adesso con fine novembre, con le liste dell'azienda zero, di avere un numero adeguato di medici che accettano. Il problema vero è che nessuno vuole andare in aree dove ovviamente c'è poca popolazione o aree molto distanti. Una delle cose che abbiamo concordato con i sindaci, che ringrazio sempre, è quella di mettere a disposizione ambulatori, soprattutto nelle aree periferiche. Perché? Perché questo comporta che i medici, se trovano un ambulatorio, riescono a fare il secondo ambulatorio nell'ambulatorio che viene dato dal comune. E dopo l'altra cosa importante, che riteniamo sia importante, è che i giovani medici preferiscono andare dove ci sono già altri medici, magari in medicina di gruppo o in medicina di rete, perché così si sentono sostenuti da colleghi più anziani con i quali possono parlare e discutere anche di casi. Dottor Benazzi, poi cambiando anche discorso, siamo arrivati, ne abbiamo parlato comunque già insomma a sufficienza, sono arrivate insomma le sindrome influenzali, è aumentato un po' il Covid, ma parliamo però di campagna anti-influenzale, sono arrivati anche i vaccini, ci sono insomma già le date per le 2 insomma, date per poter fare il vaccino anti-influenzale? Sì, ci sono già le date, siamo già partiti dal 1° di ottobre. I medici di famiglia hanno nei loro ambulatori i vaccini e anche i pediatri di libera scelta per i minori, quindi credo che adesso gli stessi medici di famiglia che si attivano automaticamente loro per chiamare i loro assistiti, chiaramente la popolazione over 65
e in particolare la popolazione a rischio, chi ha patologie croniche, che sono i primi che devono fare il vaccino. Comunque, ecco, credo i vaccini ce ne sono 140.000, quindi 125 adesso e arriveremo a 140.000, per cui riusciamo a coprire tutta la popolazione a rischio e la popolazione over 65. Quello che dico, fatevi il vaccino, perché credetemi, effettivamente abbiamo già persone che sono ricoverate e non sono poche, andiamo oltre le 130 persone fragili, anziani, che non sono riusciti a fare la vaccinazione, e poi soprattutto perché con questo clima altalenante, dove giornate abbiamo caldo, altre giornate c'è piove, eccetera, l'esposizione ovviamente ai virus influenzali è maggiore. Ecco, ci saranno anche le 2 giornate invece per tutti gli altri cittadini che vogliono farlo, le 2 giornate organizzate dall'ULSS? Sì, certo, facciamo 2 Open Day, uno dei quali a novembre ci sarò anch'io, perché darò una mano giustamente ai miei collaboratori. Questo serve soprattutto per i cittadini che non riescono, o perché non riescono a interfacciarsi o parlare, o perché non è la giornata con i medici famiglia, o perché sono via, oppure non riescono a venire alla Madonnina a fare la vaccinazione. Ci saranno queste 2 giornate per spingere le persone che ancora non hanno fatto il vaccino a venire a fare il vaccino. Benazzi, io la ringrazio davvero. Grazie a voi dell'opportunità e una buona domenica ancora a voi, grazie. Grazie anche a lei, buona domenica, grazie. Dunque avete sentito, ci saranno i vaccino day, quelli insomma un po' tradizionali che abbiamo visto anche l'anno scorso è stata anche una buona percentuale di persone che si sono vaccinate. La speranza ovviamente dell'ULSS è che questa percentuale aumenti, proprio perché, come avete sentito, insomma l'influenza è già arrivata. Più di 130 persone sono ricoverate in ospedale, si tratta ovviamente di persone fragili, anziani, e quindi l'appello è quello soprattutto alle persone più fragili di recarsi, se stanno bene, immediatamente dal proprio medico di base per poter sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. Noi ora continuiamo con la cronaca, perché andiamo a Treviso, dove sappiamo sono iniziate venerdì le fiere di San Luca, quindi sono iniziati i controlli. Ovviamente sono stati potenziati i controlli sia su strada che all'interno delle fiere di San Luca, proprio per garantire la sicurezza di chi va alle fiere di San Luca, ma anche di garantire la sicurezza in strada, per evitare che ci siano persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza, ovviamente un po' in tutta la città. Sentiamo qual è stato il punto della polizia locale di Treviso. Polizia locale in forza queste sere per garantire la sicurezza dei cittadini, dalle fiere di San Luca alle strade, posti di blocco e controlli. Nelle ultime ore in città numerose pattuglie, si sono registrati 3 incidenti, tutti con feriti, coinvolto anche un 60enne alla guida di un monopattino che viaggiava contromano senza casco. Ora indagini degli agenti per verificare fra l'altro se fosse stato o meno potenziato, vista la velocità tenuta dall'uomo. Fino a tarda notte si sono effettuati anche numerosi controlli su strada nei punti strategici della città, finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, e le sorprese non sono mancate. In poco tempo sono state ritirate 3 patenti, tutti automobilisti che avevano un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla legge. Fra questi anche una giovanissima neopatentata. Questo è un fenomeno che non conosce età, e quindi anche i più giovani evidentemente vengono trovati in alcune occasioni alla guida sotto l'effetto di appunto bevande alcoliche. Ecco, è un appello quello che noi facciamo anche ai giovani, ci rivolgiamo in particolare anche a loro, che nel particolare saranno i primi anche a subire le conseguenze, nel senso che, essendo neopatentati, poi la loro patente esaurirà immediatamente il punteggio, mi riferisco ai punti della patente di guida, e dopodiché dovranno effettivamente pure dover rifare un esame. Giorni caldi per le forze dell'ordine, che dovranno anche monitorare costantemente le fiere di San Luca per evitare che gruppetti di ragazzini possano scatenare risse per futili motivi. In zona ci saranno presidi di agenti di polizia che effettueranno controlli e sorveglieranno l'area, così da poter garantire la massima sicurezza a famiglie con bambini, ma anche a giovani che vanno alle fiere per divertirsi
divertirsi e stare insieme. È sicuramente una festa importante per la città di Treviso, deve essere quindi vissuta in assoluta serenità e noi ci occuperemo sia dell'attività esterna vicino appunto alle fiere, quindi con attività ordinaria di viabilità, ma anche all'interno, come ha detto lei, i servizi dedicati proprio alla sicurezza all'interno e alla vigilanza all'interno delle fiere. L'appello della polizia è quello di segnalare qualora si notassero atteggiamenti aggressivi. Saremo lì presenti, saremo in grado di gestire le situazioni che eventualmente ci verranno segnalate o che noi stessi dovessimo individuare. Rimaniamo nel Trevigiano, blitz antidroga della squadra mobile di Treviso in via Pisa, arrestato un nigeriano, proseguono intanto le indagini sulla spaccata alla farmacia di San Liberale. Spaccio di cocaina in via Pisa, la polizia ha arrestato un nigeriano di 33 anni sorpreso mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un trentenne italiano. L'operazione della squadra mobile è il risultato di servizi antidroga disposti dalla questura. Gli agenti appostati nei pressi del grattacielo in via Pisa hanno assistito alla cessione della droga. La successiva perquisizione nell'abitazione del nigeriano ha portato al sequestro di 131 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi ed un bilancino di precisione. Il 33enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Plaude al lavoro della polizia il sindaco di Treviso Mario Conte. Questa ennesima operazione antidroga nel caso specifico di via Pisa testimonia proprio il grande impegno che l'amministrazione insieme alle forze dell'ordine stanno portando avanti sul tema della dipendenza dalle sostanze stupefacenti e anche della sicurezza, perché è un quadrante quello che è stato oggetto anche di riqualificazione. La riqualificazione sociale passa attraverso anche l'arresto e speriamo l'espulsione di queste persone che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità. Sicurezza a Treviso, tema di stretta attualità anche dopo la spaccata dell'altra notte alla farmacia di San Liberale, reato che ha scosso il quartiere per modalità e luogo. Stiamo monitorando le videocamere di sorveglianza che per fortuna nel quartiere in città ci sono e anche in quantità abbondante, quindi siamo convinti di arrivare presto ai responsabili di questa situazione. Fatemi portare la solidarietà ovviamente ai farmacisti e al quartiere San Liberale, che è un quartiere che sta vedendo davvero tantissimi interventi di riqualificazioni e dispiace quando succedono questi episodi. Un'alleanza tra Comune, Riserva Alpina e Consorzio Priula per combattere l'abbandono dei rifiuti e proteggere l'ambiente con droni, fototrappole e formazione dedicata. L'altra zona là l'abbiamo già fatta, no? Sì. Quindi adesso bisognerà organizzarsi con i ragazzi per andare fare tutta la parte, la fascia, quella sotto là, insomma. No? Poi sai che c'è anche tutto di là da fare. Sì. Una vera e propria task force pronta a entrare in azione. È stato siglato il nuovo protocollo d'intesa tra il Comune di Pederobba e la Riserva Alpina locale con il sostegno tecnico del Consorzio Priula per dare vita al corpo delle guardie ecologiche volontarie, un'iniziativa innovativa che mette in rete istituzioni, volontari e tecnologia per tutelare ambiente e decoro urbano. Un protocollo importante che consentirà ai volontari della Riserva Alpina di ricevere una formazione in materia ambientale e di vigilanza da parte del Consorzio e poi di operare con squadre direttamente sul territorio per il contrasto all'odioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Un ringraziamento particolare ai volontari della Riserva Alpina e al suo presidente che dimostrano ancora una volta come i cacciatori siano i protagonisti delle iniziative a tutela dell'ambiente. I volontari saranno preparati da esperti per acquisire competenze sia ambientali che di polizia urbana. È un progetto che unisce competenza, partecipazione e amore per l'ambiente, ha dichiarato Franco Bonesso, presidente del Consorzio Priula. La collaborazione col Comune di Pederobba, come con tutti gli altri comuni, è orientata a diffondere le migliori pratiche per contrastare l'abbandono dei rifiuti, come l'Assemblea dei Sindaci ci dice ogni volta. Questa sorta di ronde ambientali saranno attive sul territorio con il compito di monitorare, prevenire e segnalare situazioni di degrado ambientale, abbandono illecito di rifiuti, a supportare l'operato del nuovo corpo anche l'impiego di fototrappole e droni, strumenti tecnologici strategici per individuare e scoraggiare gli ecovandali che colpiscono soprattutto le aree meno sorvegliate del Monfenera, dei boschi di Onigo e delle rive del Piave. Borse di plastica, indumenti, troviamo un po' di Terrizi.
Sì, anche laterizi, gomme di camion e poi invece nel Monfenera principalmente troviamo rifiuti particolari nelle valli, cioè vanno proprio a buttarli nelle valli perché sanno che lì non ci arriva nessuno, solo che noi lì ci arriviamo. Pederobba quindi si candida grazie alle guardie ecologiche volontarie, modello di cooperazione civica dove amministrazione e cittadini si uniscono per rendere il territorio più pulito, sicuro e vivibile. A livello operativo potremmo essere attivi dalla fine di quest'anno. Ed ora torniamo in Friuli Venezia Giulia per una polemica che continua che non smette in più insomma, di esserci, che riguarda l'accusa di antisemitismo lanciata dal governatore Massimiliano Fedriga ai manifestanti che intonavano il coro di battaglia di Hamas nei cortei pro-Pal. Oggi è arrivata la replica del segretario regionale della CGIL Michele Piga. Sentiamolo. Il presidente Fedriga ci ha attribuito l'organizzazione di manifestazioni dove ci sono stati isolati episodi di violenza. È sbagliato, tutte le manifestazioni legate allo sciopero si sono svolte in maniera pacifica, democratica, senza istigare l'odio. Così il segretario regionale della CGIL Michele Piga ha risposto alle accuse di antisemitismo lanciate dal governatore Massimiliano Fedriga in relazione al coro lanciato da una parte dei manifestanti nel corteo non autorizzato di giovedì sera che ha preso le mosse dopo il presidio in Piazza della Borsa. Slogan che aveva suscitato questa reazione da parte del presidente Fedriga. Più volte è stato urlato lo slogan di Hamas, che esorta all'estinzione di Israele, ovvero Trieste lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare. Questo è lo slogan dei terroristi. Detto che in realtà gli esponenti della CGIL dopo il presidio non hanno partecipato alla manifestazione lungo le vie del centro, peraltro non autorizzata e sfociata nell'assalto alla stazione, il numero 1 regionale della CGIL ha oggi replicato sostenendo circa l'accusa di antisemitismo che forse il presidente lo confonde con l'espressione dello sdegno di chi dice basta una guerra che ha provocato già decine di migliaia di vittime nella stragrande maggioranza civili, condannando in tal modo le sacrosante ragioni delle migliaia di persone che hanno democraticamente manifestato anche in Friuli Venezia Giulia. Gli episodi, a quel che mi risulta, sono davvero isolati a pochi individui, mentre c'era moltissima gente in piazza sulle parole d'ordine della pace. E credo che questo interventismo da parte della Giunta, come dire, pur comprendendo il nervosismo, ma non riconosce un sentimento largo, profondo tra le persone che chiedono la protezione del popolo palestinese e l'attivazione del nostro governo rispetto a misure che si possono fare, come per esempio vedere se partono armi dal porto di Trieste e intervenire per togliere strumenti di questo tipo. Rimaniamo sempre in zona triestina, nuova proposta di legge di Fratelli d'Italia sulla questione immigrazione. Non solo diritti ma anche doveri e quelli che i migranti e i richiedenti asilo, quelli di cui un'emittente come la nostra si occupa quasi giornalmente per gli arrivi incessanti della rotta balcanica, dovrebbero rispettare. Il tutto riassunto in una lista che verrebbe consegnata loro all'arrivo in Italia per mettere in chiaro regole, limiti e possibilità. E quanto prevede una proposta di legge depositata in Parlamento da Fratelli d'Italia che Sara Chelani, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione del partito, ha illustrato durante un appuntamento alla Sala Piccola Fenice di Trieste. Siamo ben consapevoli di quelle che sono le difficoltà che vivono i territori. Fratelli d'Italia non è la prima volta che viene qui a Trieste. Trieste è una terra di confine particolarmente interessata dalla rotta balcanica con riferimento appunto all'immigrazione irregolare. I capisaldi di questo governo sono stati lotta senza quartiere agli scafisti e anche lotta senza quartiere a coloro che traghettano attraverso la rotta balcanica un gran numero di migranti irregolari, accordi con i paesi di provenienza e quindi sostanzialmente blocco delle partenze. Guardate, i risultati che sono stati acquisiti da questo governo sono sotto gli occhi di tutti. Siamo diventati un modello in Europa sulla gestione del fenomeno migratorio, abbiamo fatto calare del 60% gli sbarchi sul territorio nazionale e sono diminuite quasi dell'80% i soggetti irregolari in ingresso dalla rotta balcanica.
Sappiamo che c'è molto ancora da fare, siamo qui appunto sempre in sopralluogo per verificare la situazione in loco, cercheremo di risolvere tutti i problemi rimanenti come obiettivo di legislatura. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo in studio con servizi e con un ospite. Siamo tornati nuovamente in studio. Intanto vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, che è Linda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, grazie. E con lei parleremo di Ottobre Rosa, della prevenzione fondamentale, insomma, per le donne. Ne parleremo fra poco, perché prima parliamo di politica, lo facciamo dal Trevigiano. Centrodestra, l'establishment si è ritrovato a San Polo di Piave per la festa di fine vendemmia. L'ufficializzazione del candidato presidente resta ancora un enigma, dobbiamo decidere se essere giusti o generosi con gli alleati, questo l'ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Noi abbiamo due possibilità, quella di essere giusti e quindi prendere in considerazione il volere dei veneti, che è quello che ha riconosciuto Fratelli d'Italia il 32% le politiche e il 37% le europee, o essere generosi e dare al nostro alleato la possibilità di fare ciò che i numeri direbbero che spetta a Fratelli d'Italia. Ma questo in un'ottica generale del buon governo del centrodestra in tutta Italia. Credo che i nostri leader sapranno trovare sicuramente la formula migliore. Noi siamo pronti. Essere giusti o essere generosi, questo è il dilemma del partito della Premier, mentre scorre un nuovo fine settimana senza l'ufficialità sul candidato presidente per il centrodestra, annuncio che slitta di giorno in giorno, di ora in ora, con le dichiarazioni dei colonnelli meloniani che fanno intendere che una parola definitiva ancora non c'è. All'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Padova, lo stesso ministro Urso sembra prendere tempo dopo aver definito Fratelli d'Italia partito guida. Vedremo quale sarà il nome migliore, non solo per la campagna elettorale, ma soprattutto per governare questa regione. E quel vedremo in questa fase fa la differenza con la Lega, che sta organizzando un grande evento al Palageox, anche se un'ora e una data certa ancora non ci sono. Usa una metafora calcistica Luca De Carlo. Potrei parafrasare Boscov e dire che rigore è quando arbitro fischia, quindi le ricostruzioni di questi giorni erano ricostruzioni giornalistiche, ciascuno fa il proprio lavoro, ma in concreto c'era un lavoro del centrodestra del tavolo, perché non è facile dopo 15 anni di Zaia trovare un candidato e trovare un accordo su un candidato. Non la si sta tirando un po' troppo per le lunghe? Credo che sia la volata lunga. Intanto alla festa di fine vendemmia a San Polo di Piave, dove l'establishment del centrodestra è presente in massa, sorrisi e strette di mano si sprecano, atteso anche Alberto Stefani, impegnato però in contemporanea su altri fronti, nel Veronese, e tra le vigne a suonare la sveglia, quasi un allarme, è il capogruppo leghista in regione. Stiamo aspettando ancora il nome, la certezza. Noi contiamo che sia Alberto Stefani, che venga confermato come candidato presidente della nostra regione, e è stato rimandato ancora la settimana prossima, e adesso continuo a dire che è tardi, dobbiamo avere questo nome, dobbiamo correre. Se, come ormai certo ai più, alla fine l'opzione sarà Alberto Stefani, attuale segretario del Carroccio, per la Lega si aprirà la fase del commissariamento in attesa di un nuovo congresso. Qui mi aspetto ovviamente tempi più rapidi, ma non entro l'anno prossimo. Diciamo che siamo concentrati su altro al momento. Certo. Fra poco ci sarà da presentare le liste, e noi, anche per rispetto nei confronti dei veneti, dobbiamo dare il candidato presidente, dobbiamo far sapere ai veneti chi sarà il candidato di centrodestra. Non possiamo più aspettare, ripeto, è una questione di rispetto nei confronti dei veneti. Alla base dello stallo sull'ufficialità del candidato ci sarebbe una questione lombardo-veneta, così l'ha definita a Castelfranco Veneto l'azzurro Flavio Tosi, che sarà capolista, ora è ufficiale, in tutte le circoscrizioni. Le candidature poi saranno 9, con me capolista, perché appunto il segretario Tajani me lo ha chiesto, come ha ricordato prima Fabio,
ed è giusto che tutti ci mettiamo la faccia, che tutti corriamo, perché questa è una battaglia fondamentale. L'ufficialità arriva da Castelfranco Veneto dopo l'annuncio fatto già qualche tempo fa nel corso di Ring. Flavio Tosi sarà capolista in tutte le circoscrizioni del Veneto, Marca compresa, ma nella città del Giorgione, dove si trova per lanciare le candidature trevigiane di Fabio Chiesa e Cristina Andretta, il coordinatore di Forza Italia non nasconde il vero motivo che sta alla base della fase di stallo sull'ufficializzazione del candidato presidente per il centrodestra. Ho detto che c'è una questione abbastanza nota che non riguarda Forza Italia, riguarda un altro partito della coalizione, che possiamo dire che è una questione lombardo-veneta, perché ci sono 2 regioni in ballo, e quindi aspettiamo che venga risolta questa questione che, ripeto, non è un problema del nostro partito. Insomma, il destino del Veneto è collegato a doppio filo con la Lombardia. Se Fratelli d'Italia cede Venezia, pretende Milano. Giorgia Meloni, stando in discrezioni di palazzo, non si accontenta di mere rassicurazioni verbali. Quanto a Forza Italia, in attesa di definire le liste entro una settimana, si presentano i 2 nomi di punta nella Marca. Si parte da Castelfranco, città che sarà oggetto di elezioni amministrative il prossimo anno, per cui è anche una partenza simbolica nella quale il partito si presenta con i primi 2 candidati, che sono il segretario e vice segretario del partito, cioè io e Cristina Andretta, e penso che questo sia il significato migliore per far capire che il partito metterà in campo tutte le risorse più importanti. Alla base di tutto ci sarà l'ascolto, e i grandi temi saranno sicuramente la sanità, compreso anche l'ospedale di Castelfranco, piuttosto che tutta la parte del sociale, perché ogni piccolo problema non è detto che sia piccolo solo perché magari non sia rappresentato, non le è perché non è nostro, perché la politica deve riconsiderare i problemi di ogni cittadino di quest'area e anche e soprattutto anche le infrastrutture. Lasciamo la politica ed ora parliamo invece dell'Ottobre Rosa, importantissimo per la prevenzione delle donne, ma non solo, perché poi ne parleremo, lo facciamo proprio con Linda Damiano. Intanto buongiorno di nuovo. Buongiorno a voi. Insomma, Ottobre Rosa, un mese fondamentale per la prevenzione, i dati fanno ben sperare perché c'è una maggiore consapevolezza da parte delle donne, un po' meno degli uomini, ma ne parliamo dopo, ed è importante perché non solo le donne, insomma, mature, in menopausa, ma anche per le giovani, perché abbiamo visto, purtroppo l'abbiamo visto anche parlando con i medici, i tumori non guardano l'età e possono purtroppo arrivare anche per donne molto giovani, quindi è fondamentale che la prevenzione ci sia anche per ragazze giovani. Tante le iniziative. Assolutamente, a me piace ricordare che a Venezia l'Ottobre Rosa è nato nel 2015 e negli anni ha visto proprio un aumento esponenziale di quella che è stata la rete territoriale delle realtà insieme all'azienda sanitaria, insieme alle municipalità e al Comune di Venezia che hanno intrapreso questo percorso di consapevolezza che appunto è quello della prevenzione. Abbiamo ricordato durante tutte le iniziative che la prevenzione è vita, insieme alla diagnosi precoce. Cerchiamo di arrivare in maniera capillare in tutto il territorio del Comune di Venezia, dalla terraferma alle isole al centro storico, e negli ultimi anni abbiamo fatto rete anche con i comuni della città metropolitana di Venezia e quest'anno arriveremo anche nelle province di Padova, Treviso e Verona. E quindi un percorso lungo, ma che negli anni ha visto tanti protagonisti dedicare del tempo con impegno e dedizione a questo Ottobre Rosa che è fondamentale appunto non solo per il mese di ottobre ma tutto l'anno, perché noi cerchiamo di ricordare quanto sia importante aderire agli screening sanitari proposti dalla nostra azienda, effettuare dei controlli periodici, adottare degli stili di vita sani, e questo deve partire fin dalla giovane età. E come ricordavi appunto, purtroppo negli ultimi anni anche donne fuori dall'età di screening si stanno ammalando di tumore al seno, quindi l'attenzione deve essere senz'altro altissima. Ecco, lei ha detto una cosa importante, la prevenzione è vita, perché con la prevenzione si possono in caso identificare, trovare questi tumori e poterli combattere, perché comunque le armi ci sono, lo abbiamo visto, ma è fondamentale trovarli subito. Quali sono le iniziative maggiori che state ora sviluppando nella zona veneziana, ma anche, diceva, poi un po' in tutta la regione?
Ma ci sono diverse iniziative che vanno da quelle sportive a quelle teatrali, ma anche conferenze con i medici della Breast Unit dei nostri ospedali. Ricordiamo che la Breast Unit di Venezia è tra le prime del Veneto e i simboli, diciamo, dell'Ottobre Rosa ormai sono diventati da 8 anni il vaporetto rosa della prevenzione e da qualche anno anche l'autobus rosa. Il vaporetto è diventato un po' un simbolo internazionale perché appunto Venezia è una città che vede arrivare persone da tutto il mondo e attraverso il vaporetto non solo cerchiamo di ricordare quanto la prevenzione sia importante, ma a bordo del vaporetto vengono effettuate anche delle visite senologiche gratuite. Generalmente arriviamo nei posti più lontani dai luoghi di cura, pensiamo alla Giudecca o Saccafisola per Venezia, ma anche Pellestrina, quindi le isole che sono ancora più lontane, ma arriviamo anche a Chioggia. Il comune di Chioggia ha aderito da qualche anno alla nostra iniziativa e anche in terraferma San Giuliano dove c'è l'approdo, quindi davvero cerchiamo di arrivare a tutte le donne, ma la visita senologica è un po' il pretesto per ricordare quanto sia importante anche effettuare le visite non necessariamente all'interno di screening. Molto positivo è stato il fatto che la Regione Veneto abbia abbassato di 5 anni l'età, quindi oggi per fortuna le donne dai 45 anni rientrano all'interno degli screening, ma noi dobbiamo rivolgerci anche alle donne più giovani. E il vaporetto non è solo il luogo dove vengono effettuate delle visite, ma partecipa anche alle maggiori manifestazioni cittadine. Penso alla Venice Marathon, la Venice Hospitality Challenge, il Salone dell'Alto Artigianato che è in corso proprio in questi giorni, la Sagra del Mosto a Sant'Erasmo, insomma tutte quelle che sono le nostre realtà e che vedono arrivare anche tante persone, noi cerchiamo di portare il vaporetto come simbolo. L'autobus invece poi sta girando in quasi tutti i comuni della città metropolitana e proprio oggi a Santa Maria di Sala. Ecco, lei diceva anche che arriverà poi a raggiungere anche altre città oltre quelle del veneziano. Sì, nella provincia di Padova, Treviso e Verona, perché hanno capito quanto sia importante anche attraverso i simboli arrivare alla cittadinanza e sono anche rivestiti di rosa, quindi hanno anche un loro appeal dal punto di vista proprio visivo, ma all'interno c'è questo messaggio fondamentale e ricordiamo che all'interno di questi mezzi vengono anche messe delle brochure del Dipartimento di Prevenzione della nostra azienda sanitaria con tutti gli screening proposti durante l'anno dal Dipartimento. Ecco, noi qua nel Trevigiano insomma abbiamo intervistato più volte anche le Amiche per la Pelle, un'associazione che proprio ha l'obiettivo proprio della prevenzione, tante insomma le iniziative anche fatte proprio da loro, lo ricordiamo con la Presidente Emanuela Tonone che collabora con voi. Assolutamente, anche loro sono state parte di questa rete straordinaria. Io voglio sottolineare quanto sia importante avere tutti questi soggetti del territorio che partecipano a campagne di prevenzione di questo tipo. Anche il vaporetto e l'autobus non sarebbe possibile senza la generosità di Ali Laguna, quindi pubblico e privato e realtà associative che si mettono insieme per dare un unico messaggio che appunto è quello che la prevenzione è vita e dobbiamo ricordarlo ogni giorno anche al di fuori dell'Ottobre Rosa. Ecco, abbiamo parlato di consapevolezza maggiore dell'importanza della prevenzione. Com'è la percentuale rispetto agli anni passati? Insomma, magari prima si diceva vabbè ma no, non vado, adesso invece quante insomma, persone si rivolgono? Ma allora noi quando abbiamo iniziato nel 2015 abbiamo iniziato proprio mettendoci insieme davanti a un tavolo proprio con i medici del Dipartimento di Prevenzione e della nostra azienda sanitaria, era un periodo in cui c'era molta meno consapevolezza e anche meno campagne di sensibilizzazione. Grazie a queste campagne, ma è un dato che ci dà anche il Dipartimento di Prevenzione, le adesioni agli screening delle donne sono aumentate del 70%, quindi siamo al 70% di donne che aderiscono agli screening ed è un dato altissimo, contando che in Italia insomma si fa ancora un po' fatica a fare in modo che le donne aderiscano.
per quanto riguarda il seno, ma anche pensiamo all'HPV che è rivolto anche, Pap test HPV è rivolto anche alle donne più giovani. Quindi l'obiettivo era ed è rimasto proprio questo, quello di fare in modo che sempre più donne si avvicinino agli screening. L'età solitamente che insomma, si rivolge, delle donne che si rivolge per questo screening, qual è? Allora, lo screening ovviamente dell'azienda sanitaria parte dai 45 anni. Noi cerchiamo di intercettare anche attraverso le università, ma anche attraverso le conferenze pubbliche che facciamo, anche donne trentenni, ma anche ventenni. Una delle cose importanti che vogliamo ricordare anche durante le varie conferenze è quanto sia fondamentale conoscere il proprio corpo per intercettare eventuali cambiamenti che dovessero presentarsi. L'autopalpazione di cui si parla molto poco è fondamentale, però bisogna partire anche a 20 anni, dai 20 anni in su, perché insomma diventa poi uno stile di vita anche quello per eventualmente una non ce lo auguriamo mai, ma per una diagnosi precoce che ad oggi salva la vita e fa in modo che la donna riesca ad avere una vita più normale possibile anche dopo la malattia. Ecco, noi parliamo sempre di ottobre rosa e uno pensa, vai, fa tutto quanto nel mese di ottobre. In realtà, insomma, prima lei l'ha detto, ottobre rosa perché è il mese che è stato deciso, ma la prevenzione deve essere tutto l'anno, perché non è solo ottobre, perché ci sono tutte queste iniziative. È fondamentale che questa consapevolezza vada oltre all'ottobre, ma che poi tutto l'anno le persone insomma possano continuare questa prevenzione. Certo, noi non ci fermiamo solo al mese di ottobre, che vede un centinaio di iniziative diffuse su tutto il territorio, ed oggettivamente sono molte e per fortuna, ma cerchiamo di riprendere durante l'anno anche attraverso altre iniziative che arrivino alla cittadinanza, e anche con associazioni come la LILT. Noi abbiamo una LILT a Venezia che con quella nazionale ha più di 100 anni di vita, quindi da più di 100 anni si occupano di prevenzione, ma anche con realtà come Avapo Venezia, Avapo Messe, che anche loro fanno molta attività di sensibilizzazione. A me piace ricordare anche che in città abbiamo 3 squadre di donne in rosa che attraverso il Dragon Boat hanno trovato una forma di riabilitazione riconosciuta a livello scientifico e anche dai medici, ma è anche una forma di riabilitazione dal punto di vista psicologico, perché sono donne che dopo l'operazione da un lato trovano beneficio attraverso questa pratica del Dragon Boat e dall'altro stanno anche insieme e cercano di risollevarsi anche dal punto di vista psicologico. E sono donne straordinarie, sono le nostre guerriere che rappresentano al meglio l'ottobre rosa, e sono donne attraverso le quali cerchiamo di dare dei messaggi di speranza. Quanto è importante fare una rete? È assolutamente fondamentale. Senza la rete non sarebbe cresciuto così tanto l'ottobre rosa nella nostra città, che poi è diventato un modello che è stato replicato anche negli altri comuni della città metropolitana e non solo. Uno dei punti di orgoglio per la nostra città è senz'altro il fatto, e questo ce l'hanno detto i nostri medici, che anche nei congressi nazionali Venezia è un modello sulla prevenzione. Ecco, noi parliamo sempre di prevenzione, parliamo sempre prevenzione uguale donna. In realtà prevenzione è uguale donna, ma anche uomini, perché è fondamentale la prevenzione anche per gli uomini, anche se questa consapevolezza è molto più bassa, ovviamente. Assolutamente. Noi qualche anno fa, durante l'ottobre rosa, abbiamo lanciato la donna come ambasciatrice di salute, e quindi la donna che nel prendersi cura di sé cerca di portare la sua sensibilità anche al proprio compagno, al proprio padre, al proprio zio, insomma tutti i soggetti maschili. E difatti abbiamo iniziato anche delle campagne di sensibilizzazione durante il novembre, che viene chiamato Movember, è un movimento internazionale, e attraverso dei tornei sportivi cerchiamo di coinvolgere anche gli uomini proprio per sensibilizzare anche loro e cercare di fare in modo che anche loro aderiscano agli screening, perché uno dei problemi che ci ha rappresentato anche il nostro Dipartimento di Prevenzione è che se le donne in questi anni sono state sensibilizzate, oggi hanno questa consapevolezza, purtroppo con gli uomini si fa fatica, e infatti
infatti gli uomini aderiscono meno agli screening. Perché si fa più fatica per l'uomo? Ma probabilmente noi ci siamo posti questa domanda, un po' per pigrizia e un po' forse anche per paura. Io ho ricordato anche in conferenza stampa, fino a qualche anno fa anche la parola tumore creava un muro, alzava dei muri, perché chiaramente fa paura parlare di malattie così invalidanti e che davvero ti stravolgono la vita di chi purtroppo la malattia ce l'ha, ma anche di tutta la famiglia. E probabilmente noi donne siamo diventate molto più coraggiose e guerriere in questi percorsi e con gli uomini si fa un po' fatica. Ci sarà prima o poi, insomma, o magari in un prossimo futuro, un mese proprio dedicato alla prevenzione anche dell'uomo? Perché insomma poi queste patologie purtroppo che si spera non ci siano mai, ma ci sono, non colpiscono solo la donna, ma colpiscono anche l'uomo, insomma, quindi come la donna deve... Sì, è l'adesione agli screening. Se partiamo dal tumore mammario, alla mammella si sa che colpisce più la donna e in minima parte però può colpire anche gli uomini. È molto raro ma può colpirli. Ma pensiamo al tumore alla prostata o al colon retto che colpisce anche gli uomini e che insomma dal punto di vista dei numeri sono in aumento anche in quel caso. E l'azienda sanitaria propone gli screening, però purtroppo con poca adesione da parte degli uomini. Quindi contiamo sul fatto che il novembre diventi a tutti gli effetti il mese della prevenzione maschile. Si può fare qualcosa di più, non solo per gli uomini ma anche per le donne, insomma tante iniziative, ma c'è qualcosa che si può fare di più secondo lei? Ma secondo me occorre continuare a fare rete e a fare in modo che tutti in ogni famiglia, ma anche la comunità educante, penso all'interno delle scuole, si educhi sempre di più alla cultura della prevenzione, perché è anche un fattore culturale e se diventa qualcosa di intrinseco e di naturale si fa poi meno fatica ad adottare degli stili di vita sani piuttosto che aderire agli screening o a effettuare dei semplici controlli periodici. Ecco, prima si parlava insomma dell'età 5 anni in meno per poter effettuare questi screening gratuiti e c'è chi dice però perché non allargare maggiormente, proprio perché si sono visti insomma casi di ragazze giovani colpite purtroppo da queste patologie, quindi perché non farlo magari anche proprio in giovane età? Allora, da un lato credo ci sia un discorso anche di risorse della sanità, perché comunque abbassare gli screening vuol dire anche stanziare più fondi per questo tipo di sanità. E dall'altro credo anche che i numeri siano leggermente inferiori nelle donne più giovani. Spesso ho ascoltato i medici, insomma si faceva riferimento a dei fattori ereditari piuttosto che genetici, ma credo che in quel caso poi ci siano anche dei percorsi diversi. Vogliamo allora ricordare, insomma siamo in chiusura, insomma non in chiusura della prima edizione ma di questa parte dedicata proprio all'Ottobre Rosa, vogliamo proprio ricordare la donna che vuole aderire a questa campagna, dove deve andare, che cosa deve fare, perché magari non tutti, si sa, ma non tutti proprio sanno dove andare, dice ma adesso dove vado, cosa faccio, vogliamo magari ricordarlo? Certo, allora sul sito del Comune di Venezia ci sono tutte le informazioni, c'è il calendario di tutte le iniziative promosse in città, c'è il calendario delle visite a bordo del vaporetto e anche le varie iniziative che sono sparse all'interno della città metropolitana, quindi tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Comune. Vaporetto e l'autobus che prima o poi arriverà anche fuori dal veneziano verso insomma Treviso e Padova, diciamo. Sì, è già in realtà sta già arrivando, già dall'anno scorso era arrivato anche a Treviso, proprio per ricordare quanto sia un messaggio universale che riguarda tutte e tutti e quindi ancora ci rende molto orgogliosi il fatto che anche le altre città stiano acquisendo sempre di più questa sensibilità. Io ringrazio davvero Linda Damiano per essere stato con noi, anche perché lo ricordiamo, è fondamentale, ne abbiamo detto tantissime volte,
la prevenzione non solo ad ottobre, per tutto l'anno. È importante che aderiscano non solo le donne insomma un po' più mature, ma anche le giovani, perché ne abbiamo parlato anche proprio con i medici, anche purtroppo le giovani vengono colpite, l'abbiamo visto anche con le amiche della pelle, le abbiamo sentite queste giovani, quindi è importante la prevenzione per tutte, importante è andare a recarsi a queste iniziative, anche perché poi ci sono medici esperti che possano anche dare dei consigli, giusto? Assolutamente, noi tutte le iniziative che promuoviamo ovviamente sono in collaborazione con l'azienda sanitaria e quindi ci sono i medici che in maniera del tutto competente possono dare tutte le informazioni del caso. Addirittura noi come Comune faremo un'iniziativa di formazione dedicata ai dipendenti del Comune. Grazie davvero. Grazie. Noi ci fermiamo, pochi istanti ancora di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo subito a Padova perché tornano a protestare i residenti del quartiere Mandria che da oltre 2 anni stanno chiedendo alla Regione Veneto di riaprire il punto prelievi della zona che era stato chiuso durante il Covid. Senza questo presidio sanitario gli anziani sono in difficoltà a fare gli esami del sangue. Abbiamo raccolto 500 firme e abbiamo iniziato questo percorso che ancora... Come dice la canzone di Vasco Rossi, che siamo ancora qua, già siamo qua, dopo 2 anni non sappiamo niente. Un anno dopo tornano a protestare i residenti del quartiere Mandria a Padova per chiedere la riapertura del punto prelievi dell'Opera Immacolata Concezione, chiuso nel 2020 durante la pandemia. Un servizio molto utilizzato dai residenti più anziani che in questi anni sono costretti ad andare in altri quartieri o addirittura fuori comune per fare gli esami del sangue. Per il nostro quartiere non avere un punto prelievi è un problema molto grosso, perché le persone che non hanno la macchina, e ce ne sono persone anziane così, devono recarsi o a Abano o fuori a Padova e questo crea dei disagi notevoli. Inizialmente i residenti avevano avuto una rassicurazione dalla Regione. Entro settembre 2025 ci sarebbe stata la riapertura del punto prelievi, ma nulla ancora si è mosso, niente è cambiato, con buona pace di questi anziani che si vedono costretti ad elemosinare passaggi in auto. Devo sempre chiedere a qualcuno che mi porti, perché io ho 2 figlie, una in Toscana e una in Liguria. Sicché qua sono da sola, non ho nipote, non ho nessuno. Devo sempre chiedere a qualcuno che mi porti perché ho avuto tumore al seno. La gente a una certa età non ha più la patente e deve rivolgersi a estranei se non hai figli, e quindi deve uscire dal quartiere anche per piccoli prelievi. Da qui la decisione di tornare a protestare in 50 agguerriti con cartelli e megafoni per rivendicare il loro diritto alla salute. Dalla Regione si attende una risposta entro fine mandato il prossimo novembre. A chiederlo anche la consigliera regionale del Partito Democratico Vanessa Camani, che in questi anni ha più volte interrogato l'assessore alla sanità chiedendo la riapertura del punto prelievi della Mandria. La dimostrazione questo fatto della distanza che esiste tra i bisogni dei cittadini e la capacità, la velocità, l'efficienza con cui la Regione dà delle risposte. Ogni volta prorogano e posticipano di 1 mese l'apertura, promesse continue che non vengono mai mantenute. E noi siamo di nuovo qua in piazza perché la lentezza della Regione non può cancellare un bisogno sanitario che in questo quartiere è molto presente. Ed ora vi presento invece l'ospite di ora, che è Michele Basso, presidente Confartigianato di Belluno. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Vediamo un servizio, poi lo commentiamo insieme. All'Arsenale di Venezia prende vita un'edizione speciale del Salone dell'Artigianato tra gioielli, vetro, sartoria e restauro. Anche i più piccoli scoprono la bellezza dei gesti antichi, diventando parte attiva di un viaggio tra tradizione e innovazione. Il Salone dell'Artigianato si estende quest'anno su più aree dell'Arsenale, incluse le storiche Tese delle Nappe e San Cristoforo, e per la prima volta anche la Tesa 100, un nuovo spazio dedicato all'incontro tra tradizione e immaginazione. Una fiera in netta espansione, terza edizione, 160 espositori, 80 nuovi rispetto all'edizione precedente, 90 dimostrazioni dal vivo e 16 regioni italiane rappresentate. L'evento offre una panoramica straordinaria della manualità
manualità italiana, dalla gioielleria alla tessitura, dal restauro artistico all'alta sartoria. Cerchiamo di creare, di riportare come erano gli abiti all'epoca, sia con lavoro fatto a mano e sia praticamente con l'aiuto anche delle macchine ricamatrici. Siamo al salone per due motivi: prima appunto far conoscere queste tradizioni, questi saperi che sennò vanno perse, e per far innamorare i giovani del nostro lavoro. Un'opportunità per scoprire il valore di ogni gesto artigianale e il suo legame con la storia. Voi fate scarpe su misura? Noi siamo nati come calzaturificio su misura e da 45 anni continuiamo a produrre su misura. Noi realizziamo borse e accessori in pelle completamente cuciti a mano. Siete apprezzati in tutto il mondo? Tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Alla fiera presenti anche molti bambini delle scuole veneziane, come loro, felici di incidere nel vetro. Vengono qui a divertirsi, capendo come funziona l'artigianato e lavorando insieme con i maestri artigiani e spiegando a loro come funziona e come si costruisce un pezzo artigianale. Il mio lavoro consiste nel creare dei disegni, scavando, mangiando il vetro con delle ruote, e creo dei disegni sulla superficie del vetro. Lavori richiestissimi. Per fortuna sì. Dunque uno sbocco per il futuro per molti di questi giovani potrebbe essere proprio l'artigianato. Beh, noi ce lo auguriamo, anche perché Venezia, sono ragazzini delle scuole veneziane, Venezia è sempre stata un punto di riferimento per l'artigianato mondiale. L'incontro tra il passato e il futuro, tra la manualità tradizionale e le nuove tecnologie, rende questo salone un appuntamento imperdibile per chi ama la bellezza, la creatività e la qualità. Allora, insomma, un salone importantissimo questo per un lavoro che non va riscoperto perché si conosce, ma va fatto vedere alla gente perché è un lavoro importante. Beh, direi che il Salone dell'Artigianato di Venezia è sicuramente un bellissimo appuntamento che fa vedere proprio le grandi capacità dell'artigianato italiano. Avete visto anche dalle immagini, possiamo trovare veramente delle eccellenze su cui l'artigianato deve solo lavorare, e la parola artigianalità, come vedete, ritorna sempre fuori in tutti i settori, dall'alimentazione al legno, al ferro, alla moda. Quindi queste manifestazioni sono molto importanti perché valorizzano il Made in Italy, valorizzano i nostri imprenditori, i nostri artigiani, quindi veramente un'iniziativa lodevole che speriamo continui anche i prossimi anni, su cui sono impegnati molto anche i colleghi di Confartigianato, quindi veramente complimenti anche al Comune di Venezia per questa iniziativa. Ecco, perché l'abbiamo detto, insomma, gli artigiani sono tutti settori, non c'è un settore unico, e non è un lavoro che si sta perdendo, ma un lavoro che richiama anche i giovani. È un lavoro che richiama i giovani, il compito nostro è raccontare poi le bellezze dell'artigianato e le opportunità che possono dare per i giovani. Ci sono molti esempi di giovani che riescono a creare delle nicchie e esprimere la loro creatività in maniera veramente eccezionale, quindi su questo noi puntiamo e lavoriamo. Poi ovvio che c'è un tema di mancanza di personale, di giovani, che si avvicinano a questi tipi di lavorazioni, e là anche lì bisogna fare un grande lavoro perché manca proprio la base del capitale umano su cui lavorare, su cui investire e soprattutto attraverso anche della formazione, però se non abbiamo le persone, i giovani, è chiaro che manca la forza trainante, la linfa per far andare il motore dell'economia veneta. E questo è un po' un problema che c'è ovunque, la carenza di manodopera, la carenza, insomma, giovani che poi molte volte, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, vanno all'estero perché pensano di trovare magari una nicchia maggiore, di trovare una chance maggiore di lavoro. In realtà chance qua ce ne sono. Qua chance ce ne sono, ovviamente noi siamo contenti se i nostri giovani vanno all'estero e fanno delle esperienze importanti e valorizzanti, e queste sono sicuramente, abbiamo degli esempi anche lì di giovani che all'estero hanno dei grandi successi. Poi vorremmo però anche che tornassero, che vivessero qua, e quindi lì sicuramente ci vuole una maggiore attenzione, su questo l'abbiamo anche sottolineato nei nostri interventi recenti, un'attenzione per le giovani coppie, per il tema delle politiche abitative. Non è possibile dover pagare affitti
esorbitanti per poter spostarsi a lavorare in alcune zone del nostro territorio. Quindi su questo bisogna fare degli interventi sicuramente, ma che spetta alla politica andare a sostenere chi vuole appunto spostarsi per lavoro e chi vuole investire su un futuro come imprenditore, e quindi dare anche delle formule di accesso agevolato alla finanza. Sappiamo che il tema dell'accesso al credito è sempre difficile, soprattutto per un giovane che magari non ha garanzie e non può dare garanzie importanti, quindi sicuramente là va posta una maggiore attenzione. Ecco, e poi parleremo proprio di questo, di che cosa chiedono le imprese adesso al nuovo governatore, al futuro governatore della Regione Veneto. Però prima volevo chiedere, per quanto riguarda i giovani, qual è il settore dove si avvicinano maggiormente e quello invece che temono maggiormente, per cui magari non si avvicinano? Cioè, sono settori in cui magari... Beh, devo dire che ultimamente abbiamo notato, ma anche da una ricerca fatta tra l'altro da Confartigianato, sui trend del futuro, sicuramente l'alimentazione, il food, tutto il mondo del food è attrattivo per i giovani. Diciamo che la televisione ci ha messo del suo con i tanti programmi di cucina, di chef, di cuochi, di pasticceri, e quindi c'è stata un'attenzione importante da parte dei giovani, un'attenzione importante verso questi settori, ma perché anche il consumatore, come vediamo, ma anche noi stessi quando andiamo a fare degli acquisti ormai, si è passati dal chilometro zero al love local, lo chiamano adesso, e cioè è bello tutto ciò che è locale, che a noi interessa molto questa cosa, su cui quindi la comunicazione che l'artigiano, il produttore territoriale dà dei suoi prodotti è importante, perché il love local diventa proprio l'attenzione che ha il consumatore a cercare il prodotto che provenga dal Veneto, provenga da Treviso, provenga da Venezia, e quindi so che viene fuori da un artigiano del luogo. Quindi l'artigianalità del prodotto nell'alimentazione è molto ricercata dal consumatore, e quindi anche gli artigiani, i giovani si avvicinano e c'è questa attenzione notevole. Io pensavo fosse magari il settore meno, invece, proprio perché comunque è un settore con degli orari importanti, un settore comunque impegnativo, ecco. Quello sicuramente sì, infatti la resistenza da parte dei giovani appunto è a volte questa, anche perché sappiamo che ormai i giovani guardano più anche a una conciliazione vita-lavoro, e quindi avere anche il tempo libero, poter sviluppare i propri interessi, però spesso l'attività artigianale dà la possibilità di sviluppare la propria creatività rispetto a altri lavori magari molto più in cui sei più un numero e non puoi esprimere una tua autonomia, una tua indipendenza, una tua creatività che invece puoi sviluppare se fai il pasticcere, se fai il gelatiere o altri tipi di lavori artigiani. Qual è invece il settore dove il giovane tendenzialmente dice no, questo lavoro magari non fa per me? Ma secondo me nei lavori ripetitivi in cui non si può appunto esprimere una propria capacità, il giovane ha bisogno appunto i giovani hanno bisogno di esprimerli in qualche maniera queste doti che hanno, anche perché poi appunto ci sono degli esempi in cui si sono creati dei veri e propri brand di successo partendo proprio da un'invenzione, un'idea di un giovane. Poi è importante per il nostro artigianato riuscire a comunicare il valore del Made in Italy, il valore della bellezza, della creatività e il sogno che può dare un prodotto artigianale che spesso non si riesce a comunicare in maniera adeguata. Parliamo sempre di giovani. Che cosa sta facendo magari Confartigianato per cercare di coinvolgere i giovani maggiormente in questi lavori? Perché qualcuno dice si è perso il lavoro padre-figlio, quindi cosa si può fare per cercare di coinvolgerli maggiormente? Allora stiamo lavorando molto con dei progetti sui percorsi scolastici. È chiaro, è evidente, non è che lo diciamo solo noi, che c'è una distanza del sistema scolastico rispetto al mercato del lavoro e a cosa vogliono le aziende. Bisogna cercare di riavvicinarsi, quindi abbiamo chiesto un maggior dialogo e confronto tra il sistema scolastico, il sistema educativo e il mondo dell'artigianato, in modo da poter
far capire ai giovani come c'è stata un'evoluzione nella figura dell'artigiano, che non è più quello l'idea che abbiamo di una volta, ma è un artigiano evoluto che utilizza l'intelligenza artificiale, che guarda le nuove tecnologie e che proprio attraverso le nuove tecnologie può arrivare anche a realizzare dei lavori, delle attività importanti e anche non attraverso il lavoro manuale, che magari frena un po' l'avvicinamento del giovane alle attività. I dati lo dicono chiaramente, manca le risorse umane che vanno a fare le attività più produttive, i servizi, le manutenzioni, giusto? Quindi dobbiamo lavorare su questo e cercare di avvicinarli anche partendo dalla scuola, perché è lì che il ragazzo inizia ad avere una propensione a capire e a scoprire dei mondi nuovi. Ecco, prima stavi dicendo bisogna partire dalle scuole. C'è ancora una distanza importante tra la scuola e il mondo del lavoro, come magari in altri stati invece dove insomma, la scuola è molto legata al mondo del lavoro. In Italia forse ancora questo passo si fa fatica a farlo? Si fa fatica a farlo. Ci stiamo lavorando, però c'è un'attenzione sull'artigianato in questo momento. Nel nostro caso c'è stato un dialogo, c'è in corso un dialogo con l'Università di Padova e si sta ragionando sul realizzare un corso di laurea sull'artigianato, perché appunto è evidente che l'artigiano di oggi è diverso dall'artigiano di ieri, perché è un artigiano che deve conoscere le normative, deve conoscere la contrattualistica, deve conoscere saper leggere un bilancio, quindi è evidente che deve aver fatto un percorso e quindi anche l'idea delle famiglie, che spesso l'artigiano stesso spera che il figlio vada all'università e che si laurei, perché questa è la verità, ma può laurearsi anche in un percorso legato proprio al mondo dell'artigianato. Quindi una laurea in artigianato. In artigianato, e quindi uscire da questo percorso già con delle basi importanti come imprenditore. Quindi questa è una cosa su cui stiamo lavorando e sicuramente è molto interessante e può portare a un ottimo risultato. E insomma, parliamo di non politica, ma del fatto che insomma, a novembre ci saranno le elezioni regionali, nuovo presidente della Regione Veneto. Le imprese cosa chiedono oggi alla Regione Veneto, cosa chiedono alla politica? Beh, noi come Confartigianato Veneto, tutte le province del Veneto, abbiamo presentato proprio recentemente un position paper, un documento molto dettagliato che va a evidenziare proprio tutte le varie tematiche su cui c'è particolare attenzione da parte degli artigiani. Abbiamo raccolto anche dei dati dai nostri associati e quindi da lì si è partiti a fare un'analisi in cui si sono evidenziate alcune specifiche molto importanti. Ad esempio si è evidenziato come sia necessario che ci sia un collegamento e un confronto continuo, quindi una sorta di concertazione permanente tra la politica e quindi l'amministrazione regionale e la Confartigianato e le associazioni di categoria, quindi un confronto continuo che possa portare appunto a ottenere dei risultati importanti e immediati e concreti. E poi siamo andati a analizzare tutte le i vari settori in cui si può migliorare, ovviamente tanto è stato fatto, ma si può sicuramente migliorare, a partire appunto dalla sanità, al sociale, alla formazione, al lavoro, come ne abbiamo appena detto, all'università e quindi alle infrastrutture, un'attenzione alle infrastrutture, quindi tutti questi temi che abbiamo posto sul tavolo come proposte per andare a intervenire indirizzate alla prossima amministrazione regionale, in modo che si crei un dialogo e ci si possa confrontare su quali sono i problemi e cercare di andare a far crescere la nostra regione, che sicuramente è già una regione importante e che fa la locomotiva economica d'Italia, ma sicuramente... Ancora c'è questa... perché sì. Qualcuno dice, ma la locomotiva sì, no, insomma un po' si è fermata? La locomotiva non si è fermata, ecco. Ma dobbiamo sicuramente dargli maggiore linfa perché il motore giri più velocemente, ma i temi che abbiamo trattato sono quelli che possono portare a una maggiore efficienza della nostra regione, perché maggiore capitale umano e con maggiori competenze vuol dire maggiore economia e fa da volano per realizzare sicuramente impresa e quindi lavoro
e quindi tenere qui poi anche i nostri giovani che così non devono andare all'estero ma possono qui creare il loro percorso lavorativo e familiare. Questo per quanto riguarda la regione. A livello nazionale? A livello nazionale si sta lavorando intensamente con il nostro nazionale, in particolare sulla nuova legge dell'artigianato, che l'attuale legge risale a 40 anni fa, quindi sicuramente va ripresa in mano, si sta facendo un grande lavoro, partendo dal presupposto che l'artigiano non è più solo quello fino ai 10-15 dipendenti come era una volta, ma la PMI anche da normative europee è l'azienda fino ai 50 dipendenti, quindi un'azienda più strutturata che ha determinate caratteristiche, ed è questo un po' l'obiettivo su cui si sta lavorando, oltre a inserire quel sostegno al credito attraverso il ritorno di Artigiancassa, quindi una forza finanziaria dedicata esclusivamente al mondo dell'artigianato. Su questi elementi si sta lavorando molto, oltre che sugli aspetti normativi si sta lavorando su una legge sul gelato e una legge sul pane, perché noi in Italia abbiamo questi prodotti che sono fondamentali ma non sono mai stati normati, per cui il pane che prendiamo al supermercato è normativamente uguale al pane che prendiamo dal panettiere sotto casa, quindi c'è bisogno di andare a normare per la tutela dei nostri prodotti. Ecco, avevamo parlato anche l'altra volta di questa legge, a che punto è arrivata? Com'è questa? So che ne stanno lavorando in perché Parlamento. Non è facile, perché uno dice no, vabbè, no, si esatto. cambia, e no, non è così, ecco. Non è così facile, però ci stanno lavorando, si sta lavorando, ci sono numerose osservazioni e proposte, e quindi è come è normale, però è molto importante per tutto il settore. Qual è il punto, secondo lei, che fondamentalmente deve assolutamente rientrare in questa legge? Beh, sicuramente, come dicevo, il considerare l'artigiano non più limitato numericamente, perché questo frena poi la crescita magari di alcune aziende che però hanno un'anima artigiana e devono essere artigiane, e questo non è una misura contro qualcuno, è solo avere riconoscimento dell'artigianalità attraverso un'azienda che però è strutturata, non è limitata numericamente, quindi quello sicuramente. E poi sicuramente, come dicevo, anche il tema del sostegno economico, cioè dell'accesso al credito per le aziende, che è fondamentale, soprattutto per i giovani che vogliono avvicinarsi appunto a queste attività, devono avere la possibilità di poter investire e quindi di poter crescere. Ecco, prima parlavi del fatto che c'è difficoltà anche di spostarsi magari di giovani, coppie di giovani, magari per lavoro, proprio perché manca poi la possibilità di alloggi, insomma, che siano magari anche un po' agevolati, visto che uno si sposta per questo motivo. Sì. Questa è una mancanza importante. È una mancanza importante che non riguarda solo le grandi città, Milano, Roma, ma riguarda anche il nostro territorio, e quindi la possibilità di lavoratori di spostarsi e di avvicinarsi, di venire in Veneto ad esempio da altre regioni, diventa difficile. È chiaro che anche lì bisogna lavorare, noi la guardiamo da parte delle imprese, sul welfare per il dipendente, e quindi dare la possibilità attraverso dei benefit al dipendente di poter venire a lavorare in Veneto. Quindi su questo si stanno facendo dei ragionamenti, oltre a delle politiche della casa. Stiamo incentivando le istituzioni, i comuni, le province a cercare di dare attenzione a questo tema, che adesso se ne sta parlando, devo dire, perché creare delle politiche abitative, creare degli alloggi per dei lavoratori diventa fondamentale e favorisce poi il movimento anche da parte dei giovani che possono fare esperienze senza andare all'estero ma rimanendo in questo territorio. Ecco, rispetto un po' ad altri paesi esteri, da questo punto di vista non solo la Regione Veneto ma un po' tutta l'Italia è un po' indietro rispetto a questo, perché magari in altri paesi forse è questo magari che anche può attirare, magari trovano degli appartamenti, trovano delle case magari a prezzi calmierati, per cui forse su questo è davvero una delle problematiche importanti, perché magari uno si sposta, magari non viene a Belluno perché non riesce a trovare, oppure non viene a Venezia perché insomma ovviamente è ben più difficile. Esatto.
Assolutamente sì, siamo un po' indietro, non si è mai considerato, probabilmente perché non c'era neanche l'esigenza, a parte le famose foresterie per i lavoratori che erano sorte già qualche anno fa per permettere appunto ai lavoratori di avvicinarsi alle zone produttive. Bisogna investire su questo, dare la possibilità di avere gli alloggi con prezzi appunto calmierati anche attraverso forme di welfare, perché in questa maniera mi posso spostare. È chiaro che anche tutto il tema delle norme sugli edifici, per cui un appartamento deve avere determinate misure per essere agibile, anche queste secondo noi vanno riviste, perché c'è un tema della casa in cui ora le case sono molto più piccole rispetto a una volta, per permettere appunto questi spostamenti e per avere anche degli affitti più bassi, quindi anche lì è un tema su cui bisogna lavorare a livello nazionale. Ecco, io vorrei chiudere con un argomento di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, che sono le Olimpiadi, perché visto che è bellunese, Milano Cortina, le Olimpiadi, insomma, ci stiamo indirizzando verso questa importante manifestazione che sarà una vetrina mondiale anche e soprattutto anche per gli artigiani. Assolutamente sì, mai manca poco. Il 6 di febbraio iniziano le Olimpiadi, nei giorni precedenti sembrano tanto lontani, invece ci siamo. Sì, siamo arrivati, arriva la fiaccola olimpica a fine gennaio, quindi c'è una grande attenzione, grande suspense per queste inizio di Olimpiadi. Si sta lavorando molto, ci sono molti progetti in cantiere, soprattutto di comunicazione multimediale degli eventi, perché tutto il mondo guarderà a Milano Cortina alle Olimpiadi e le gare in quelle settimane, sia Olimpiadi che Paralimpiadi ovviamente, quindi anche come artigianato stiamo presentando dei progetti per far conoscere le eccellenze a tutto il mondo, perché poi quando ti guarda tutto il mondo hai la possibilità di far conoscere non solo in Europa ma anche nel resto del mondo le grandi peculiarità del nostro territorio, e ovviamente poi questo è un volano turistico eccezionale, non solo per le imprese, perché a quel punto chi vede in televisione o nei social le nostre eccellenze sicuramente poi vuole venire a viverle direttamente, perché ormai il turismo viaggia è molto esperienziale. Quindi la possibilità di mostrare al mondo i nostri artigiani, i nostri prodotti, le nostre eccellenze è sicuramente una grandissima occasione, questa delle Olimpiadi, che stiamo cercando di cogliere nel migliore dei modi possibili. E ricordiamo davvero manca pochissimo, quindi insomma artigiani pronti, ma non solo, anche insomma cittadini pronti a questo. Sì. Già tutto, abbiamo saputo che è già tutto pieno, alberghi. Sì, c'è moltissima richiesta, appunto, si parla già anche di autorità molto importanti, di persone molto importanti che verranno a vedere le Olimpiadi, quindi c'è sicuramente grande attenzione. Bene, io ringrazio davvero Michele Basso per essere stato nuovamente con me, poi insomma quando inizieranno ci ritroveremo per riparlare proprio di questo. Io ringrazio i registi Antonio Esposito e Renato Capoia che ci hanno seguito fin qui. Vi ricordo poi il film intorno alle 16 e a me non rimane che darvi appuntamento per domani, prima edizione. Grazie per averci seguito, arrivederci.